Appuntamenti in agenda per domenica 3 marzo. La terza edizione di Renten prende piede ad Arenzano, con partenza alle ore 9:30 da Piazza Mazzini. La manifestazione prevede un percorso di 10 km che toccherà luoghi caratteristici come la passeggiata Fabrizio De André, il lungomare Govi e il piazzale Guido Rossa. A Casarza Ligure si terrà il primo concorso nazionale Premio Corrado Rollero. Si tratta di una competizione per giovani musicisti nati tra il 2010 e il 2015. Oltre 40 gli iscritti che parteciperanno alle audizioni a partire dalle ore 10 nell'auditorium di Villa Sottanis. Cavi di Lavagna festeggia i 110 anni dalla nascita di Giovanni Sanguineti Bocci, capo di Stato Maggiore, divisione garibaldina. L'evento si terrà alle ore 10:30 in via Brigate Partigiane. A Palazzo Fasce a Sestri Levante verrà inaugurato alle ore 16 l'evento fotografico di Aurora Sanna. La mostra sarà visitabile gratuitamente tutti i giorni fino al 10 marzo, dalle ore 9 alle 13 e poi dalle 14 alle 17. Il Teatro Comunale di Cicagna presenta Occhio per occhio, dentiera per dentiera di Silvia Saponaro alle ore 16, una commedia sulle avventure di due ottantenni, Uliana e Urbano, che, stanchi di subire raggiri, decidono di organizzare un piano perfetto per truffare i giovani. E adesso vediamo gli appuntamenti in agenda per lunedì 4 marzo. In occasione della visita a Genova e nel Tigullio dell'ambasciatore della Repubblica di Moldova, una giornata ricca di incontri a partire dalle 8:30 a Palazzo Bianco fino alle ore 19:45 nel campo sportivo di San Bartolomeo di Levi. Al Museo Diocesano di Genova di via Tommaso Reggio arriva l'appuntamento I Vini del Cuore. L'incontro si terrà dalle ore 10 alle 19 e prevede una degustazione di vini selezionati. Nella sala polivalente di via Ippolito d'Aste a Recco viene presentata alle ore 14:30 la conferenza dal titolo Fine del mercato tutelato. Dal 1 luglio 2024, infatti, per quanto riguarda le utenze domestiche di gas e luce, verrà sancito il passaggio del servizio di maggior tutela al mercato libero. Hanno inizio nell'Istituto Tecnico Professionale di Chiavari di Viale Millo i corsi di computer a misura di senior. L'appuntamento è previsto ogni lunedì dalle 14:30 alle 16. Per aderire è possibile inviare una mail a forumformazionedigitale@gmail.com. Bolero e Carmina Burana, due grandi classici della musica di tutti i tempi che risuoneranno in via Bacigalupo, interpretati da 200 musicisti. La performance avrà luogo alle ore 21.